Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Ciao caro Massimo Privitera. Ciao carissimo Marco Testoni, benvenuti. Allora, dunque, questa volta Massimo è anche il protagonista. Perché? Perché stiamo qui a intervistarlo in occasione della serata che si avrà il 6 agosto all'interno del festival Il Cinema Oltre, dove il focus di questa serata in qualche modo è il libro di Massimo, Operazione Underscore, il mondo delle colonne sonore dei film di James Bond. Questo libro è stato scritto da Massimo insieme a Andrea Natale. Massimo, brevemente raccontaci, anche perché poi adesso ne parliamo nella puntata direttamente, di che si tratta questo libro, autore, editore e via dicendo. Allora, nella puntata ci siamo io e Andrea Natale, coautori di questo libro, Operazione Underscore, il mondo delle colonne sonore dei film di James Bond, per l'appunto primo libro italico che parla prettamente, esclusivamente delle colonne sonore e delle canzoni originali del mondo della saga di 007. L'editore Bluebell Disc, quella di Andrea Natale, che in realtà è la prima volta che si cimenta con un libro, perché è un'etichetta discografica anche di colonne sonore. James Bond 007, ciao! Ciao, buona visione! Allora facciamo entrare gli autori di questo libro qui. Ciao Massimo Privitera e ciao Andrea Natale. Ciao a tutti. Ciao Andrea. Ma Andrea però non ha il libro, ho un sospetto. Lo volevo cogliere in fallo. Allora, dunque, stiamo parlando di questa pubblicazione, Operazione Underscore, il mondo delle colonne sonore dei film di James Bond, edito da Bluebell Disc. Come è venuta l'idea di una pubblicazione proprio dedicata alle musiche di James Bond? Allora, sicuramente l'uscita dell'ultimo film, No Time to Die, ha ispirato senz'altro una pubblicazione, essendoci poi anche l'anniversario speciale, quindi i 60 anni dal primo film, Dr. No. In particolare io mi ero dedicato a una recensione di una pubblicazione Universal con delle canzoni, insomma la compilation delle canzoni di tutti i film di Bond, che poi è una ristampa di una storica edizione della pubblicazione discografica della EMI, che è stata di volta in volta aggiornata con le nuove uscite. E ho scritto la recensione per colonne sonore e nell'occasione mi sono rivisto tutti i film, insomma, e quindi per capire meglio, anche se poi è comunque una compilation dedicata alle canzoni, però per entrare meglio nella conoscenza delle canzoni stesse. E da lì, insomma, c'è stata una sorta di appassionamento, ritorno, diciamo, di fuoco e di fiamma, insomma, e di piombo, in un certo senso. E così l'argomento, cioè, da lì, insomma, è nata un po' l'idea di andare oltre, di dire, ok, abbiamo questo saggio che poi nel libro è stato pubblicato, Sing Sing Bang Bang, che analizza le canzoni, però le canzoni è solo l'elemento, diciamo, introduttivo, e quindi sostanzialmente una parte di quello che è il mondo sonoro di Bond. Quasi subito è nata l'idea di realizzarlo appunto, con la mia casa editrice, con la mia società di edizioni musicali e produzione discografica, che in questo caso si è prestata anche ad essere editore a stampa di questa, visto che è un argomento connesso con la musica. È la prima volta? È la prima volta che ti... Il primo libro firmato. Bluebell Disc ha da qualche anno principalmente il suo core business, diciamo, anche se non è molto business, sono i dischi, le pubblicazioni discografiche e le edizioni musicali. Quindi la pubblicazione, diciamo, di un volume di narrativa a stampa effettivamente è una cosa anomala, era una cosa nuova. Però ho detto, perché no? Comunque fa parte, è una forma di editoria, anche perché oggi l'editoria insomma, è tout court, è la trasmissione di contenuti di vario genere, e essendoci un target musicale comunque connesso con la discografia, non ci sono stati problemi a brandizzarlo come Bluebell Disc. Sì, anche perché adesso ormai veramente l'editoria è trasversale, quindi anzi sono contento di vedere che un editore musicale adesso è anche un editore
di libri, insomma. Massimo, invece, la prima domanda che faccio a te è: mi spieghi un attimo come avete voluto strutturare tutto questo po' di roba, perché non è una trilogia, insomma, è qualcosa di ben più ampio. Senti, no, ma in realtà il libro nasce perché abbiamo avuto proprio il sentore, essendo io e lui fan della prima ora di 007, del fatto che ci sono tantissimi libri in lingua italiana dedicati a Bond, ma solo in alcuni, ma pochissimi, ma veramente pochissimi, forse si contano sulla punta di una mano e forse su un dito soltanto, si narra, cioè si racconta l'aspetto anche musicale, che poi è assurdo, dici, uno degli aspetti primari della saga bondiana, cioè per eccellenza, è proprio non solo la musica dei titoli di testa, ma tutta la colonna sonora, che li ha resi ancora più famosa. Poi il tema di 007 è quello più iconico in assoluto. E non sono stati mai trattati dal punto di vista proprio specifico, analitico, le colonne sonore di Bond. Ma veramente, forse un libro di Andrea Carlo Cappi, che è uno dei grandi esperti di Bond in Italia, raccontava in piccoli capitoli dedicati a ogni film l'aspetto musicale, ma veramente quasi, diciamo... Ma mi stai parlando di un contesto italiano o di un contesto internazionale? Che non ci sono pubblicazioni? Ah, ok. No, proprio in Italia non esistono. Nel resto del mondo, oltreoceano, c'è un libro poderoso che è quello di John Burlingame, giusto Andrea? Certo, nel 2012. Però che infatti è dedicato solo a quello. Allora abbiamo detto, senti, facciamolo noi. Ed è stato un po' complicato stilare la struttura, perché c'è tanto da dire. Poi vabbè, l'elemento che diciamo ci preoccupava di più, poi forse è stato quello che alla fine sforzatamente ci siamo riusciti lo stesso, era quello delle interviste. Ovviamente buona parte dei compositori di Bond riposino in pace, non ci sono più, soprattutto non c'è l'elemento primario, John Barry, quelli che ne ha composte 11 e ha creato il sound bondiano, a parte Monty Norman col tema iconico di 007, la famosa chitarra wah wah con il Wick Flick che fa quel giro famosissimo, che forse è uno dei temi di musica per immagini più famosi al mondo in assoluto. Sono 007 capitoli, poi ci sono anche alcune digressioni. Io li nominerei tutti quanti anche perché è abbastanza veloce, così. Allora, partiamo col Gun Barrel Forward, che sarebbe il prologo del Gun Barrel come i classici dei film di 007, e qui abbiamo avuto il prologo scritto da uno dei compositori amanti, ammiratori della saga di James Bond, che è Christopher Lennertz, che ha scritto negli anni alcune colonne sonore dei videogiochi di Bond. Poi c'è il suo nome Bond, Film Music Bond, diciamo cosa sarebbe 007 senza la musica e le canzoni. Poi c'è Agitato con fuoco, le colonne sonore di 007, curato da Roberto Pugliese e in aggiunta il sottoscritto. Poi c'è quello che parlava Andrea, Sing Sing Bang Bang, facendo una citazione, perché tutti i capitoli sono una citazione di battute storiche bondiane, le canzoni di 007. Poi c'è Bond Sign, Good Sign, che è Monty Norman e il famoso James Bond Team, su cui c'è stata una bega legale per secoli e secoli. Poi però abbiamo dedicato anche una parte del libro a Spy and Let Spy, spia e lascia spiare, facendo quasi una parodia, perché in realtà Gianmarco Diana, che è uno dei collaboratori al libro, ha curato le colonne sonore del cinema Eurospy, cioè tutti gli emuli del cinema bondiano, ma non solo, anche quelli che fa omaggi, parodie e sperimentazioni, sono riusciti in alcuni casi anche musicalmente e non solo visivamente a superare anche alcuni 007. Poi c'è quello che ha curato Andrea, che spero di pronunciarlo bene, che il mio francese non è proprio, ma l'Afrique c'est chic, l'espion c'est pas bon. Esatto. Sarebbe la peggior spia, la peggior migliore spia di Francia tra estetica vintage, esotismo e irriverente moquerie, che tra l'altro nasce prima di Bond, sappiatelo, questa no, Poi c'è License Reviewed, che sarebbe tutte le recensioni analiticamente, partitura per partitura, di tutti i 26 film bondiani. E poi c'è la parte che è stata più complicata, ma ci siamo riusciti, quella delle interviste esclusive per il nostro libro. Abbiamo avuto l'onore e il piacere di arrivare a Bill Conti, l'autore delle musiche di 007 Solo per i tuoi occhi, e arrivare, che vabbè, però tra l'altro anche un grandissimo autore, Rocky, Karate Kid e non solo, ma poi siamo riusciti ad intervistare l'altro grande autore delle musiche di Bond, che è David Arnold,
Grazie, e lo dico pubblicamente, a Michael Price, suo collega compositore, e soprattutto a Carlo Siliotto, che ci ha fatto da tramite sia con Phil Conti che con David Arnold. Però ci tenevo a farvi vedere questo perché ogni capitolo è introdotto da un disegno originale curato da Pietro Rustichelli, che è stato l'autore di tutta la grafica e di tutti i capitoli, dei disegni dei capitoli. Ecco, infatti devo dire che anche dal punto di vista dell'impianto grafico di questo lavoro, insomma, è un bel lavoro. Posso dire, si vede, si tradisce in qualche modo l'approccio discografico a un libro, ecco, quindi l'importanza della cover, che molto spesso invece gli editori hanno un occhio diverso. Questo invece è un occhio discografico, quindi complimenti. Volevo chiedere una cosa. Allora, tu forse, Andrea, lo sai che io da musicista presenterò questo libro alternando l'intervista a Massimo con una sorta di repertorio delle movie song principali della saga di 007 proprio nella stessa serata. Cercando di compilare questo repertorio, io mi sono fatto una domanda: ma le nuove generazioni, i ragazzi, conoscono 007? È veramente trasversale Bond anche dal punto di vista generazionale? Allora, io credo di sì, nel senso che è chiaro che come tutti i fenomeni cinematografici che hanno una storia, quindi grandi franchise, ci sono dei momenti in cui vengono scoperti / riscoperti. E chiaramente quindi le nuove generazioni si trovano di fronte a un fenomeno che ha una sua età, ma che comunque non invecchia, nel senso che comunque si ripropone, si rigenera attraverso soluzioni e situazioni anche sconvolgenti, più in sintonia con il cinema contemporaneo. Che tra l'altro quello paradossalmente può essere ritorcersi contro Bond, perché un purista o uno che ama comunque il tradizionalismo del personaggio, ecco, oggi cosa trova? Delle trasformazioni che magari non sono così adatte a un personaggio come 007, che però servono, anche per la stessa missione dei produttori, di Barbara Broccoli, per avvicinare proprio le giovani generazioni e in qualche modo cercare di accontentarli su qualcosa che sono abituati a vedere o su un certo tipo di narrazione che in un certo senso deve essere magari più veloce, più immediata, più in sintonia con magari, per dire, il thriller e l'action che oggi si produce a Hollywood, che non può più essere quello del passato, anche se così iconico, così importante, perché magari non c'è quell'appassionamento certo da parte delle giovani generazioni, quindi il prodotto si deve chiudere, deve funzionare per il film, che è non tanto per il personaggio complesso che ha una sua storia, eccetera. Quello resta ancora un qualcosa che magari su un tot di nuovi followers, per dire nuovi appassionati, qualcuno va a approfondire e allora diventa un cultore. Ma nei giovani questa cosa è un pochino più difficile, perché magari si limitano esclusivamente agli ultimi film, a quelli che effettivamente caratterizzano il capitolo, poi comunque Daniel Craig sostanzialmente, e forse questo è stato un po' anche l'intento della Eon Productions, cioè di creare, di prendere Daniel Craig come una sorta di icona anche per le nuove generazioni, e inventandosi sostanzialmente una stagione bondiana fatta come se fosse appunto una serie TV, in un certo senso, che parte nel 2006 e si conclude nel 2021, fatta apposta per i consumatori millennial. Quello che c'è prima, tant'è che si riparte, si fa il reboot, e la storia di Bond si evolve diciamo in questi ultimi capitoli come se ci fosse una cesura rispetto al passato, che invece è quella che io poi definisco l'era contemporanea di Bond, no? Che si conclude, cioè inizia con Daniel Craig, dopo l'era barocca che era quella appunto di Pierce Brosnan sostanzialmente. Invece dal punto di vista musicale è molto omogeneo la storia di 007, cioè quel tema è rimasto sempre in qualche modo, è comunque sempre citato. Se andiamo a vedere, che ne so, invece i supereroi, andiamo a vedere che Spider-Man è stato rifatto, non ha più una sigla, un marchio, invece
il tema di Monty Norman continua sempre a essere citato, però ci spieghi un attimo che cosa è successo per quanto dal punto di vista delle beghe legali relative al suo tema? Ok, allora non è semplice, allora parla assuntivamente, ma esatto, il problema di fondo è che tra Monty Norman e John Barry è maturata questa collaborazione che però in qualche modo aveva la supervisione e l'approvazione dei produttori, che dovevano portare a casa fondamentalmente un risultato, e quindi si erano rivolti dapprima a Monty Norman e quindi avevano questo tema, e John Barry è stato chiamato a potenziarlo, migliorarlo, a trattarlo per renderlo poi quello che è ciò che oggi conosciamo. E quindi uno dice ok, l'ha arrangiato. Chiaramente è stato uno sviluppo arrangiamentale che non è stato semplicemente l'orchestrazione o il metterci gli accordi, ha creato proprio quel sound bondiano, quello, come dice David Arnold, no? E di fatto il suono di Bond è il suono di John Barry, non il suono di Monty Norman. Ecco, lo dice per dire lui stesso, anche se è il suo erede morale, non solo. Però in effetti è stato un po' così. È chiaro che Monty Norman probabilmente ha sentito anche un po' il peso di questa situazione, dell'essere in qualche modo essere stato messo da parte, perché concretamente poi non ha fatto nulla, è rimasto in tema, ma è lì, per cui ha cercato di rivendicare, dire però quel tema è mio, voi lo state usando, è iconico e l'ho inventato io, l'ho creato io, insomma. Tra l'altro non è un tema che è stato creato per Bond, quindi in quel senso, mentre John Barry ha creato musica per 007, al di là di... invece Monty Norman no, per cui è stato preso sostanzialmente, lui stesso ha deciso di farlo, ma è come se fosse stata una sorta di grande sincronizzazione, un tema sincronizzato che poi diventa talmente iconico, però non è stato pensato per il film. In un certo senso il fatto di averlo come dire, da un punto di vista del sound, reso come poi ha fatto John Barry, ha creato quella cinematograficità, però se non l'avessimo sentito come scritto, come sviluppato John Barry, non so, non diremmo, noi abbiamo in mente quel suono e quel tipo di... non sarebbe stata la stessa cosa. È una storia questa che si ripete del rapporto tra arrangiamento, orchestratore, produttore artistico e compositore, insomma, per cui... Diciamo che la situazione Barry Norman o Monty John si avvicina un po' così a quella famosa di Bacalov per il postino diciamo sulla legittima identità di quell'Oscar dato poi che... Sì, in quel caso lì, perché poi lui aveva utilizzato il tema, però non c'era stato, diciamo, un coinvolgimento, nel senso che aveva preso il tema della canzone, aveva preso il tema della canzone e quindi aveva fatto la musica non riconoscendo che il tema, magari anche involontariamente, aveva in testa un tema che poi si è rivelato essere il tema della canzone. Però in quel caso lì non c'è stata una collaborazione diretta tra due. Invece il problema del rapporto tra Norman e Barry ha creato poi questa battaglia legale, perché chiaramente poi Barry non ha mai chiesto royalties, come dire è tuo, io ho fatto solo l'arrangiamento, e questo era un modo per dichiarare di non esserne in qualche modo coautore sul fatto. Ma infatti ti ricordi che poi già nel famoso film della Russia con amore, Barry ci tenne a dire che almeno anche lui doveva realizzare e scrivere il suo tema per 007, che a differenza di chiamarlo James Bond Team l'ha chiamato proprio 007, e quindi 007, quello è il tema di Barry per i momenti, le pagine d'azione di 007. Certo. Va bene, allora io comincio a fare un paio di domande dai music supervisor e tu Massimo sai già dove vado a parare. Allora, le movie song di James Bond, di 007, sono proprio una storia a sé. Uno hai voglia che dice, come giustamente dite voi, non esistono solo le canzoni, ma esistono tutti i temi strumentali, il lavoro che c'è stato dietro enorme. Ma certo, andando a scorrere la lista con tutti gli autori e gli interpreti delle canzoni, cioè noi abbracciamo
60-70 anni di storia, dove dentro c'è di tutto. Io voglio ricordare che una delle firme dei compositori è stato anche George Martin, che ha infatti coinvolto Paul McCartney, ma ancora prima Shirley Bassey, fino ad arrivare a Billie Eilish, Adele e compagnia cantando. È proprio il caso di dirlo. Madonna, è una fotografia proprio degli anni, della storia del pop rock e via discorrendo. Ecco, me ne dite quelle che secondo voi sono le fondamentali per tracciare proprio la storia del gusto, dell'estetica delle movie song di James Bond. Fate voi, basta, me ne scegliete tre. Beh, allora io partirei, anche se è una cosa abbastanza scontata, da Goldfinger, perché chiaramente è la più celebre, penso proprio che sia la più anche la più coverizzata e quella che comunque ma penso proprio anche a livello nazionale italiano, sicuramente è un brano che anche discograficamente, parlando da discografico, è quello che ha avuto più successo in Italia. Quindi interpretato da Shirley Bassey, ce lo tengo, esatto. Che era compagna poi di John Barry, diciamo, sì, ha questo avuto una gossip. relazione, esatto, sì, c'è anche questo gossip, però faremo un libro sui gossip bondiani e quindi infatti potrebbe essere. Sì. L'era rinascimentale, quella degli anni 70 e 80, beh, lì sicuramente senz'altro Live and Let Die Paul McCartney, anche quello è un altro grande successo, sebbene legato appunto a un artista già di successo che però ancora oggi è una delle più eseguite, forse adesso come è la più eseguita e la più riprodotta anche in vari contesti, e poi era sconvolgente, è stata la prima canzone ad essere insomma rock fondamentalmente, pop rock, quindi a togliere il tema classico orchestrale con il cantante in un certo senso interprete e non autore, invece qua c'è anche l'autore interprete, anche se sappiamo non doveva esserlo perché Saltzman non lo voleva che fosse un interprete di colore, essendo poi Blaxploitation, e invece infatti il film era una Blaxploitation, quindi esatto. In quelle diciamo più recenti, giusto per citarne quello che è più recente, Skyfall sicuramente, anche quello è stata una svolta generazionale perché ha mantenuto per certi versi lo stile della canzone classica da film, però in un contesto pop e quindi con un artista pop e quindi mantenendo una diciamo fra tradizione e innovazione. Quindi diciamo i cantanti, gli artisti sono stati anche un po' testimonial diretti e indiretti dei film stessi. Condivido le scelte di Andrea, ma io vado un po' più su, diciamo, quelle che negli anni ho anche riscoperto, rivalutato, e io sono rimasto affezionato, forse perché l'ho visto con mio papà e mia nonna al cinema, è una delle ultime occasioni di tutta la famiglia insieme a vedere Bond, era I View to a Kill, in italiano 007 Bersaglio Mobile, l'ultimo film di Roger Moore, con la canzone di Duran Duran, che era tutta girata il videoclip sulla Tour Eiffel con Grace Jones. Poi io devo essere affezionato, e quindi magari la ricordiamo nel frattempo, a Tina Turner, a GoldenEye, che non ho mai amato come colonna sonora perché lì c'è stata una colonna sonora tecnologica, proprio chiamata così, è stata quasi una colonna sonora di rottura, quella di Eric Serra, dove però quella canzone di Tina Turner diventa veramente l'apogeo di quel film, scritta da Bono and the Age, quindi YouTube proprio. E in ultimo sono molto vicino alla canzone No Time to Die di Billie Eilish, perché è funerea, e questo devo dire che il timbro vocale dell'Eilish, che non mi ha fatto mai impazzire, in quella canzone invece mi colpisce delle corde emotive molto fortemente. Quindi almeno non ho detto quelle di Andrea che vabbè, ne aggiungo, lasciatemene aggiungere una io, da musicista dico che è superba, Another Way to Die di Jack White e Alicia Keys, perché ha una bellissima costruzione, è veramente strong come pezzo, anche se molti l'hanno criticato, eccetera eccetera. Sì, io lo ritengo, più criticate.
Io lo ritengo invece veramente esplosivo. Allora, io ringrazio Massimo Privitera e Andrea Natale, perché questo libro secondo me è interessantissimo, esce anche nel momento giusto, non solo per questione di anniversario, ma perché proprio per questioni estive, secondo me, ed è molto divertente, ve lo dico, leggerlo, perché poi alla fine c'è talmente tanto materiale dentro che ti va ad andarlo poi a ascoltare, perché magari te lo sei perso. Io vi auguro veramente il meglio. E non costa tanto, perché il mio amico Andrea Natale l'ha voluto apprezzare 17,07, che è così una cosa. Quindi preparate i vostri 7 centesimi, perché sennò... Ciao Andrea, grazie. Ciao Massimo, ciao. Ciao, grazie.